E allora il pubblico presenta una buona serata, è la vigilia della finalissima Crese Cup, ma stasera Crese Veterani e Crese League. Si comincia con la finalissima Crese Veterani Havana Club in completo nero, posta all'oreficeria Stigliani con pantaloncini rossi e maglia bianca con banda orizzontale, movimentata, diciamo così, rosso-nera. Ciao Walter. Ciao Emilio, buona serata. Molto anni 90 la divisa della Sì. squadra dell'oreficeria Stigliani. Ora attenzione però perché attaccano gli Havana Club. Lo scambio con il pallone dentro, splendido, il colpo di testa di Diego Coren che stacca altissimo, niente da fare per Bonifacio Vaccaro, vantaggio Havana Club, minuti sul cronometro, 3:40 del primo tempo. Bella la manovra costruita dalla formazione in maglia nera con il movimento di Coren proprio a liberare prima lo spazio per l'inserimento di Fabio Varlien che è andato al cross, colpo di testa impeccabile, bravo anche Coren a smarcarsi in mezzo all'area. 1-0 Havana Club. Si fa vedere Iannuzzi a destra, sono in due. Punta all'uomo Cotterle, scarica per Iannuzzi, il destro ciccato diventa un assist, splendido l'intervento qui del portiere Andrea Zippo su Umek che ha calciato a botta sicura da non più di 3-4 metri, grande chance per il pareggio qua. Sulla fascia si è liberato Ennio Pouk, invece servito là davanti Coren, la sovrapposizione di Varlien con l'esterno destro, grande parata qui di Bonifacio Vaccaro che evita il 2-0, calcio d'angolo Havana Club. Ottima copertura del primo palo da parte del portiere dell'oreficeria Stigliani, bella anche la trama offensiva degli Havana Club, qui corner. Ora bravo Cotterle sulla traiettoria di passaggio, poi Iannuzzi, Umek sulla palla vagante prima di tutti Sorini che poi cerca un numero, fermato dal capitano avversario Pozzecco, buttano via il pallone però i bianchi dell'oreficeria Stigliani, allora Pouk per Varlien che vuole un gran pallone con l'esterno, incoccia la traversa Coren di testa. Davvero assist al bacio qui di Fabio Varlien, gran giocata. Da fermo, palla telecomandata da parte del numero 7 che ha alzato la testa, ha visto Coren sul secondo palo. Che va da Dandri col piatto e qui serio intervento da parte di Andrea Zippo, il secondo della sua serata. Salva la porta e ora attenzione perché c'è Coren che riesce a resistere al ritorno degli avversari. Ne siede un secondo e poi col portiere a terra prova un grandissimo gol esterno della rete, grande giocata però. Molto freddo soprattutto nell'ultima finta con cui appunto ha mandato a vuoto sia difensore sia portiere. Punta per un attimo Sorini, poi torna da Dandri. Pallonetto ancora per Iannuzzi, bellissima questa giocata e bellissima anche la risposta di Andrea Zippo. Già la terza parata di una certa entità da parte del portiere degli Havana Club. Si resta 1-0 per la formazione che ora dovrà difendersi dal calcio d'angolo avversario. Minuti sul cronometro, 21:30. Adesso è chiamato Emanuele D'Amato a dare pericolosità all'attacco dell'oreficeria Stigliani. Attenzione però sempre a Coren. Vuole portare a spasso l'avversario, incrocia il sinistro, la palla comunque passa in uno spazio che francamente sembrava non esserci, doppietta del numero 9 Diego Coren, 2-0 Havana Club. Sempre rischioso lasciarlo nell'1 contro 1, questa volta ha fatto tutto in modo perfetto, protetto palla, se l'è portata sul mancino, ha trovato lo spiraglio per la conclusione velenosissima proprio col sinistro diagonale, deviato anche, quindi palla che vale il 2-0, doppietta per il centravanti in maglia nera. Qualche problema con la ginocchiera per il match winner di questa finale, allora si torna all'indietro, occhiata al cronometro del direttore di gara, per il primo tempo può bastare così, 2-0 Havana Club, assoluto protagonista dello score dell'incontro, Diego Coren, autore fin qui della doppietta vincente. E allora si riparte con l'oreficeria Stigliani in possesso palla, sotto però di 2 reti dopo il primo tempo che ha visto gli Havana Club andare a bersaglio entrambe le volte con Diego Coren. Vedremo la consistenza della risposta dei bianco-rossoneri. Lungolinea che non passa, Iannuzzi, anticipo per D'Amato che chiude l'1-2, ancora Iannuzzi solo contro 2 giocatori. Di fatto sradica il pallone, vince il contrasto con Ghiotto e poi fa partire questo destro. Fuori causa Zippo, anche sfortunata l'oreficeria Stigliani, Walter. Sì, molto bravo qui Caparbio Iannuzzi a vincere il contrasto. Iannuzzi insieme a Cotterle il più generoso in assoluto. Ora attenzione a Mondo per Varlien che la mette giù bene, il corridoio dentro, gran palla per Valentinuzzo.
Bravo anche nell'uscita qui Vaccaro, che chiude lo specchio all'avversario, che trova solo l'esterno della rete. Perfetto qui il tempo della giocata di Varlien, davvero difficilissima, la poteva mettere solo lì, fosse stata più lunga sarebbe finita sul fondo, più corta sarebbe stata preda della difesa. Tanto è emblematica la posa di Iannuzzi, che allarga le braccia dicendo ai suoi probabilmente guardate che siamo sotto, cerchiamo di andare in avanti. E Sorini, anticipo secco ora, prova a cambiare il gioco per Varlien, che la mette giù con l'esterno destro, abbozza l'anticipo l'avversario, riesce a tenerla per Koren, a porta vuota, fa tutto Fabio Varlien, Diego Koren scarta il regalo del compagno, fa tripletta e fa 3-0 Havana Club. Ovviamente gran parte del merito di questa segnatura va al numero 7, autore di un dribbling pazzesco con la suola, gioco a tagliare fuori la retroguardia in bianco, e poi Koren sicuramente non può non scartare, come hai detto tu, questo regalo del suo compagno. Proprio Bulic si fa vedere a sinistra, vediamo se il tocco è per lui. Arriva il primo pallone della sua finalissima. Sorini sulla palla vagante contro Iannuzzi, riesce a passare il numero 8, vince un rimpallo, cerca il sinistro e trova il gol di giustezza Sorini. Premio alla sua costanza in fase difensiva, si fa vedere là davanti, 4-0 e ipoteca, oserei dire, degli Havana Club. Mancino imprendibile per Vaccaro e, come dici tu, giustamente gol meritato per tutta la prestazione di Sorini, che nel primo tempo ha partecipato alla manovra in modo positivo e soprattutto nella ripresa. Adesso Mondo con Gerin che prova il pressing, controllo non granché di Ghiotto, pallone regalato a Umek che la gira di prima intenzione. L'idea era perfetta, il pallone veramente pizzica quasi il palo, ancora abbastanza sfortunata la squadra in maglia bianca. Si fa vedere Kotterle, Bulic gravita in mezzo ai due, recupera palla, può servire Varlien, possibilità di superiorità 3 contro 2, Varlien qui si fa ingolosire dalla possibilità, voleva entrare nel tabellino dei marcatori. È comunque protagonista di una grande partita, gli Havana Club conquistano il titolo.